Salve a tutti amici di Matto Scacco, sono Alex Macker, un candidato maestro, new entry nella community di Matto Scacco appunto, e insieme a voi oggi battezzeremo questa nuova rubrica, questa nuova idea di Christian che fondamentalmente si tratterà sull'analisi di partite, in special modo partite che appartengano al club di Matto Scacco presente sul sito chess.com. In particolar modo la partita di oggi che ho scelto, questa partita tra Lone Wolf, un nostro socio, diciamo, un nostro membro del club, contro Tommy Ghera di una squadra romena. La partita è molto interessante, specialmente le fasi dell'apertura, dove diciamo si vedono dei tatticismi tipici, errori anche tipici, in un'apertura che poi, se vogliamo, è anche abbastanza lenta, è più manovriera, più posizionale, diciamo come in inglese, no? Quindi cominciamo. C4 appunto, apertura inglese, cavallo F6, cavallo C3 e 5, una delle linee più aggressive per combattere questa apertura. D3, qui si può tranquillamente giocare cavallo F3 senza alcun timore, perché E4 non è possibile, dal momento che comunque il pedone si perde. Cavallo G5, attacchiamo due volte questo pedone, donna E7 per difendere l'oltranza non è sufficiente, perché dopo donna C2 il pedone è andato. Quindi abbiamo cavallo C6, cavallo F3, D5, C per D5, cavallo per D5, G3, e ci troviamo in un dragone a colori invertiti fondamentalmente. Cavallo B6, mossa sempre utile quando abbiamo questa pressione di questo alfiere e di questo cavallo sul punto D5, sostenuto solamente dalla donna. Spesso è utile ritirarlo immediatamente questo cavallo per evitare sorpresine. Cavallo B6, A3, mossa tematica, arrocco corto, B4, altra mossa tematica tipica dell'impianto, alfiere E6, alfiere B2. Questa mossa qui, sebbene il computer non la sgridi, insomma, no? Non è che la giudichi pesantemente, però a me fondamentalmente non piace. Non piace perché non credo risponda esattamente ai requisiti della posizione, no? Secondo me lo sviluppo dell'alfiere camposcuro è un qualcosa che può aspettare ancora un pochettino. Non è quel genere di partita dove se si rimane indietro di sviluppo in maniera clamorosa allora subiamo feroci attacchi. Sicuramente è più importante in questo tipo di posizioni giocare qualcosa come arrocco, o io consiglio in special modo torre B1. Torre B1 che porta, dal momento che stiamo portando fondamentalmente la minaccia di giocare questa B5, il cavallo dovrà andare da qualche parte e poi ci pappiamo il pedone in E5. Forziamo in qualche modo a giocare F6 al nero. Dopo arrocco A5, fondamentalmente A5 è una delle pochissime abbiamo le risorse del nero per cercare di complicare, perché diciamo lo scopo del nero in questo tipo di impianti è cercare di immobilizzare il prima possibile i pezzi leggeri. Se riuscisse ad attivare i suoi pezzi leggeri e quindi ad avere attività, il nero è contento dell'apertura e può anche ambire a qualcosa di più. Il bianco dal canto suo ha una sorta di maggioranza, inteso come spazio, sul lato di donna. Può espandersi più rapidamente e più facilmente, e sono chiari i suoi obiettivi. Abbiamo questo alfiere che è una lancia puntato su B7, questa torre che è sempre pronta a sostenere l'azione dell'alfiere. Talvolta sono tematici anche i sacrifici in C6 di qualità, che di solito si combinano con l'attacco sul pedone 5, no? Tutte idee tipiche, insomma, dell'impianto. A me questa linea piace perché nasconde una trappola che è abbastanza, intanto è sconosciuta, perché ho visto grandi maestri caderci, e poi ci fa capire qual è realmente l'essenza della posizione, no? Quando conosciamo le trappole in una posizione sappiamo anche i limiti. Le trappole sono una specie di paletto che ci fanno capire dove ci possiamo muovere e dove invece non è il caso di andare a perlustrare. Dopo abbiamo detto A5, ok, B5 ovviamente automatica, senza nemmeno pensarci. Cavallo D4, ora prendere il cavallo D4 sarebbe un grosso errore posizionale, perché dopo questa ripresa notiamo che
La presenza di questo pedone in D4 ha fatto sì che il nero abbia risolto parzialmente i suoi problemi di spazio. Prima aveva diciamo a sua disposizione 4 traverse, il pedone arrivava qui. Adesso che arriva qui, lui diciamo che controllerebbe senza troppe difficoltà anche questa traversa qua. I suoi pezzi non avranno difficoltà a inserirsi anche in questa traversa. E poi il cavallo fondamentalmente dove lo mettiamo? Cioè, sembrerebbe cavallo A4 una cosa abbastanza naturale da fare, o cavallo E4. In entrambi i casi sono brutte le prospettive. Cavallo E4 si presta a giochini come F5, anche ad A4 subito con l'idea di alfiere B3. Andiamo a mettere pressione sulle case. Questa casa pure debole, questa casa l'abbiamo lasciata al cavallo avversario. Tante cose. Qui forse è il bianco che deve stare attento. Quindi cavallo di 4 ovviamente non prendiamo, ma vi consiglio, anzi è doveroso, giocare cavallo D2. Cavallo D2 è la mossa che vi dicevo che nasconde questa trappola. Ora, cosa succede dopo cavallo D2? Prima cosa ci siamo tolti dal cambio che abbiamo detto che ci era svantaggioso. Il nero deve risolvere i suoi piccoli problemi di spazio, quindi andare a cambiare pezzi quando siamo in svantaggio di spazio è sempre per noi una risorsa, no? Quando abbiamo vantaggio di spazio è quello che dobbiamo evitare, dobbiamo cercare di mantenere quante più forze possibili in gioco per ovviamente cercare di trovare attività e che l'avversario in mancanza di spazio inizi a scordinare i suoi pezzi, perché in un modo o in un altro i pezzi sulla scacchiera poi vanno sistemati. Quando non abbiamo spazio tendiamo a scordinarli e quindi sono semplicemente più possibili tatticismi, combinazioni, eccetera, eccetera, no? Con questa mossa cavallo di 2 noi ci togliamo dal cambio, come abbiamo detto che non è una cosa che ci conviene al momento che abbiamo vantaggio di spazio, diamo una piccola scoperta sul pedone B7 e ci prepariamo a controllare in special modo questa casa B3 che in molte linee, abbiamo detto anche prima, no? Per esempio con A4 alfiere B3 o cavallo stesso in B3, sono piccole minacce che comunque ci vanno a togliere spazio, ci cominciano a dar fastidio e comunque in ogni caso è spazio che fino a questo momento il nero non aveva, perché darglielo? Allora con cavallo di 2 diciamo che riusciamo a fare tante piccole cose. La minaccia tattica che vi dicevo nascosta in realtà è una mossa che verrebbe abbastanza naturale qui per il nero, che sarebbe giocare cavallo D5. Cavallo D5 è un errore, ma perde proprio, non è che è un errore basta, un piccolo errore poi no, e perde. Perde dopo la fortissima alfiere per D5. Quindi non cavallo per D5, dopo cavallo per D5 questa posizione è pari, non favorevole addirittura al nero, attenzione, perché adesso siamo noi che abbiamo qualche problemino di spazio col bianco. Quindi non cavallo per D5, che è un errore, bensì alfiere per D5. Alfiere per D5 ovviamente siamo obbligati a riprendere di alfiere qui, e poi abbiamo questa. Pum. E 3, la punta. La punta, qual è l'idea? L'idea è che se tu fai cavallo E6, ovviamente, dopo il 4, l'alfiere non ha nessuna ritirata. L'alfiere è in trappola, quindi abbiamo guadagnato un pezzo. Ovviamente se cavallo in F5, cavallo per D5, donna per D5 e 4. Forchetta. Guadagniamo un pezzo subito. Questa è la trappola celata. Quindi cavallo di 5 in questo momento, indietro, che sembrerebbe una mossa abbastanza naturale, no? Perché dico, io voglio chiudere questa diagonale, propongo il cambio di qualche pezzo, perché giustamente il nero pensa, io ho problemi di spazio, devo risolverli, quindi che faccio? Comincio a semplificare, comincio a cambiare qualche pezzo. Invece questa mossa abbastanza naturale porta a una trappola, che è quella che abbiamo appena visto, e vi assicuro che ho visto GM caderci, quindi ho visto partire su tematiche, su questa variante che stavo preparando e ho visto GM, quindi tremendo, tremendo. Allora, continuiamo, siamo arrivati qui. Il bianco gioca alfiere B2 che come vi ho detto non risponde a nessun requisito di quello che ho detto prima, no? Non sto lottando per la casa B3, non sto giocando sulla colonna B, questo alfiere al momento non gli vedo grandi prospettive. È una mossa che a me non piace. A5, giustamente, B5, cavallo D4 e ora il bianco qui. Cavallo E5. Pesante perché cade in una trappola tipica. Come abbiamo detto prima, non ho giocato per controllare B3, il nero se ne approfitta, alfiere B3.
praticamente c'ho tutti i problemi. Qua c'ho i pezzi scordinati al momento col bianco. Ho re ancora al centro. Eh, Qua senza che ve lo dico, no? Cavallo C2 e perdo la qualità. Alfiere B3 entra dando manforte a cavallo sulla casa C2 mentre attacco la donna, quindi inevitabile il doppio qui, eh? Quindi cavallo per 5, errore. Cappella, cioè errorone. Non si prende questo pedone. Qui probabilmente ancora cavallo D2 andava bene, ma anche a accettare di aver perso, non perso un tempo, però di non aver fatto la mossa più precisa, questa alfiere B2, arrocco e magari gli permetto di cambiare in F3 il cavallo, no? E poi si gioca una partita un po' più lenta, un po' meno ambiziosa forse, no? E si gioca. Cavallo 5. No. Fiere B3, donna C1, ovviamente che cosa? Cavallo C2 scacco, re F1, qua la tristezza senza confini, cavallo per 1, donna per 1. Ok, cavallo D5. Come abbiamo detto prima, questa cavallo D5 spesso viene abbastanza naturale, no? Perché qua abbiamo un cavallo in B6 che noi crediamo che non stia facendo granché, no? Parlo da nero. Abbiamo questo attacco su questo pedone in B7. Allora che faccio? Chiudo la diagonale, no? E provoco qualche cambio, c'ho la qualità in più, penso io il nero, no? E voglio cambiare i pezzi, voglio arrivare subito a un finale dove la qualità in più si fa sentire. E niente di più sbagliato, perché che succede? Qui c'è una mossa fortissima, che poi io, oggettivamente, umanamente è difficilissima da vedere, eh? Ci può stare, che è cavallo C4. Io penso che se uno non la vede questa mossa, non la vede eseguita, dico io, arrivarci è molto difficile, perché concettualmente che cosa fa questa mossa? Interrompe il collegamento tra l'alfiere B3 e il cavallo D5, e quindi diciamo che insieme a questo cavallo, insieme all'alfiere, stanno premendo su D5. Ehm, Qui il nero prende in C4, e guardate come di colpo cambia la struttura pedonale, e praticamente il nero finisce i suoi pezzi attivi in gioco, perché probabilmente li cambia, e a un certo punto non resta altro che questa fortissima coppia degli alfieri del bianco, che dà una marea di problemi. Cioè, dopo questa posizione qui, è vero che io col bianco, per carità di Dio, ho una qualità in meno, ma addirittura il motore dà leggero vantaggio al bianco, cioè diciamo vantaggio al bianco. Qui sto attaccando G7, sto attaccando B7 e le torri stanno a casa, anzi sono anche sovraccariche, no? Perché questa deve difendere a 5, questa non si sa quale sarà il suo obiettivo. Qui nero chiaramente si spaventa, no? Della pressione su G7, perdonate, e gioca alfiere F6. Alfiere F6 è un errore. La mossa giusta qui comunque era molto difficile da vedere, onestamente. La mossa giusta era donna C8. Donna C8 difendendo B7. Non mi spavento della presa in G7 perché dopo alfiere per G7, torre D8, la torre comunque entra in gioco. Diciamo sto cedendo un minimo di materiale e un pochino della sicurezza del re, onestamente, in cambio di attività. Fondamentalmente questa è l'idea del nero in questa posizione qui. Alfiere H8 vuol dire donna G7 ovviamente non è possibile perché dopo F6, mossa fortissima, il bianco è costretto ad abbandonare perché perde il pezzo, perché non è possibile alfiere per F6 perché c'è alfiere per F6 e non è possibile donna per F6 per il bianco in prima. Quindi con questo tatticismo qui la difesa regge e quindi il bianco ha difficoltà ad attivarsi perché comunque ragazzi c'è ancora il re in F1 e devi tirare fuori questa torre H1, in qualche modo dovrà fare e per farlo ci vorranno dei tempi. Probabilmente l'idea più normale sarà fare un H4 in una sorta di arrocco artificiale con re G1, re H2 e poi torre in D1 a seconda della posizione, no? Comunque, alfiere F6, mossa che forse è naturale, ma come abbiamo visto è un errore. Alfiere per B7, alfiere per C3, alfiere per donna per C3, torre A7. Questa torre adesso, come vedete, è un quadro. È un quadro. Perché dopo alfiere C6, giustamente, cioè, non ha più case libere. E per far giocare questa torre sarà obbligatorio sacrificare la qualità, quindi darla per l'alfiere. Donna D6, da qui in poi c'è poco da commentare perché il vantaggio del bianco è schiacciante ed è dovuto al fatto che comunque questo alfiere praticamente domina la scacchiera, cioè controlla la casa E8 dalla quale la torre si potrebbe attivare, la casa A8 dalla quale l'altra torre potrebbe tornare in gioco
e blocca il pedone, anche questo pedone C7 non si può spingere, no? Non è possibile spingersi, perché se fosse possibile la torre potrebbe entrare in gioco dalla settima, no? Quindi questo alfiere ha una potenza incredibile. Toglie case alle torri avversarie, le case principali ovviamente, e impedisce la mobilità alla massa pedonale. Donna E3, torre 6, alfiere B7, beh qua è tutto, come si suol dire, tutta questione di tecnica, no? Perché il vantaggio ovviamente è schiacciato. E qua il bianco si riprende la qualità, resta con 2 pedoni in più, quindi un finale vinto abbastanza facilmente, se vogliamo, no? Centrazione dei re, C5, cambio le donne, quindi ovviamente qua veramente è questione di tecnica. Re in E3 ovviamente io vado a togliere immediatamente la casa di 2 per un possibile ingresso di torre. E7, torre C1, creazione del pedone passato, ovviamente. Ok, teoria delle due debolezze. Cioè, abbiamo questo pedone passato che è una debolezza del nero, un vantaggio per il bianco, ma abbiamo anche tutto questo lato di re, no? Da andare a vedere. Il bianco che cosa fa? Invece di ostinarsi a difendere questo pedoncino che causerebbe solamente l'attivazione, no? Di questa torre, di questo re vicino a questo pedone, lo cede semplicemente per guadagnare dei tempi per creare un controgioco da questo lato. Fondamentalmente l'idea è questa. Mi vado a mangiare tutti i pedoni. Niente di più semplice e di più logico. Torre per F7, torre per B6, torre per G7, H6, torre H7, vabbè qui vado veloce perché ovviamente non hanno bisogno di spiegazioni queste mosse, no? Credo. Prendo. Quando i due pedoni saranno arrivati in sesta, fondamentalmente la partita sarà finita. Ok, è molto inevitabile. Spero la partita vi sia piaciuta e anche l'analisi. Ragazzi, senza altro da aggiungere, la partita l'avete vista, i ritorni tipici, spero che la rubrica vi piaccia e ci vediamo al prossimo video. Un saluto da Matto Scacco, arrivederci.